Questa è la Serie B-Win. Ultima partita dell'anno, il 2012 si chiude con Hellas Verona-Modena, big match della 22esima giornata di Serie B-Win. Un caloroso benvenuto da Antonio Vitiello al Bentegodi di Verona. È tutto pronto per il calcio d'inizio, padroni di casa con il solito 4-3-3 con Carrozza, Cacia e Rivas. Marcolin risponde con la coppia Ardemagni-Greco, arbitra Di Bello. E il gol, il vantaggio del Modena con l'autorete di Maietta, il difensore del Verona, nel tentativo di anticipare. Nardini mette alle spalle del suo portiere. 1-0 per il Modena. Al centro Cacia! 1-1 dopo appena 6 minuti, il pareggio della Verona con Daniele Cacia, gran gol ma suggerimento splendido di Carrozza. Modena, colpo di testa di Zoboli, finisce alta sopra la traversa. Alfredson la distanza in modo. Difesa del Modena, attenzione Cacia, stop e tiro alla facile. Garevic in mezzo, Ardemagni non ci arriva, Greco, palla deviata in calcio d'angolo, pericolo in area del Verona. Batte l'angolo, il colpo di testa di Zobri, la schiacciata, poi Andelkovic, parata di Rafael che si salva, un miracolo, il portiere del Verona. Inizia la ripresa, risultato sempre sull'1-1. Rivas, tiro di Rivas, più che altro un cross, palla che esce fuori. Verona che attacca, Bacinovic, tacco per Cacia, il tiro deviato, attenzione, la palla finisce in rete per il 2-1 del Verona, ancora Daniele Cacia. 13° gol in Serie B-Win per l'attaccante di Catanzaro, 2-1 per il Verona, tiro deviato e palla che scavalca Colombi. Verona in vantaggio. Fascia sinistra, cross al centro, attenzione Cacia in area di rigore, la respinta sulla linea, Jorginho, 3-1 per il Verona, sta dilagando la squadra di casa. Vediamo il cross al centro di Alfredson, il colpo di testa di Cacia, poi Jorginho la mette dentro. Cross al centro per Cacia, al sinistro, troppo alto questa volta. Spera l'attaccante di Verona. Standing ovation per Daniele Cacia che esce dal campo dopo una bellissima doppietta, 13 gol stagionali per lui. Finisce qui Verona che chiude al meglio il 2012 vincendo 3-1 contro il Modena, rosicchiando 2 punti a Livorno in classifica, mentre gli uomini di Marcolin non riescono ad effettuare il sorpasso ai danni dell'Empoli.